Per stimolare l'attenzione sulla chiesa di San Giacomo, o meglio su quello che resta della chiesa quasi completamente distrutta, è stata celebrata a Cammarata una festa di quartiere con un concerto, auto storiche e abbellimento dei vicoli della Gianguarna con una mostra collettiva di artisti locali. Nell'ambito dell'iniziativa promossa da un gruppo di giovani dell'Associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia, presente ai lavori la vicepresidente Gloria Lupo, si è tenuto un convegno a cui hanno partecipato l'arciprete emerito di Cammarata, Don Mario Albanese, il sindaco Vincenzo Giamprone con l'assessore Valeria Militello, l'ingegnere Antonino Margagliotta, l'architetto Salvatore Filippone e il giovane studente in architettura Flavio Vicari. La chiesa di San Giacomo rappresenta un luogo ricco di storia che il tempo ha quasi cancellato. L'iniziativa portata avanti dai giovani intende salvare la struttura per poterla riutilizzare a scopi sociali. Da qui una raccolta di firme per inserire la chiesa tra i luoghi del cuore del FAI. Nel corso del convegno si è discusso sulle ipotesi per il recupero della chiesa del XIII secolo. Il culto di San Giacomo, la cui statua si conserva nella chiesa dell'Annunziata, a Cammarata risale al 1534.